Ben ritrovati dalla redazione. Traffico deviato, sventolio di tricolori in una piazza Unità d'Italia, Trieste affollata di cittadini, labari, rappresentanze di associazioni combattentistiche d'arma, mentre si sono sentite suonare varie marce, la cerimonia della Maidan Bandiera, del tricolore della Labarda, simbolo di Trieste, in occasione del 106esimo anniversario dell'arrivo delle truppe italiane a Trieste. Era il 3 novembre del 1918 quando il cacciatorpediniere Audace attraccò al molo San Carlo, oggi molo Audace, di fronte all'allora Piazza Grande. Fu la prima nave italiana ad arrivare a Trieste. Alla fine del dominio austro-ungarico dell'Audace sbarcarono i bersaglieri che congiunsero Trieste all'Italia. Scontri tra tifoserie all'esterno del Pala Trieste ieri pomeriggio, mentre era in corso la partita di basket tra Pallacanestro Trieste e Open Job Metis Varese, valida per il massimo campionato nazionale. Il match si è concluso per la cronaca a favore di Trieste. Stando a quanto sia preso da testimonianze, una ventina di tifosi di Varese, assieme ai supporter di Udine, sarebbe uscita dal palazzetto alcuni minuti prima della conclusione della partita per attendere i tifosi triestini nei pressi dell'ingresso principale, un agguato. Chi ha assistito alla scena sostiene che si è verificato il lancio di fumogeni in direzione degli spettatori mentre stavano uscendo, poi sarebbero intervenuti gli ultras triestini, così si è innescato lo scontro, nel corso del quale sarebbero stati usati anche bastoni. 3 persone sono rimaste ferite, non in modo grave, colpita anche una poliziotta, anche lei non grave. Va all'imprenditore della logistica Enrico Summer il San Giusto d'Oro 2024, mentre la targa speciale del premio è stata assegnata alla Rete Solidale Trieste, il coordinamento di realtà locali impegnati sui temi delle migrazioni e dell'accoglienza. Lo ha stabilito la Sostampa del Friuli Venezia Giulia, che organizza il premio, giunta alla sua 58esima edizione con la collaborazione del Comune di Trieste e sostegno della Fondazione CR Trieste. Sport calcio, una triestina volenterosa a cui è mancato come sempre in questo campionato il gol. La cura Clotet, almeno sul piano difensivo, fa vedere i primi risultati, con il secondo pareggio consecutivo senza subire gol e una sensazione di maggiore solidità rispetto alle partite viste fino a mercoledì scorso. Rus ha tolto le castagne dal fuoco almeno in 3 occasioni nitide per i Bustocchi. Resta il nodo dell'attacco dove né Vartainen né Krolsis sembrano in grado di buttarla dentro, ma un altro punto che fa bene allo spogliatoio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna: cielo in prevalenza sereno, al mattino sul Tarvisiano e localmente anche sulle prealpi Carniche, possibili nebbie o nubi basse sulla costa Borino, poi probabilmente in serata. Temperature minime in pianura fra 4 e 8, le massime fra 17 e 20 gradi, sulla costa minime fra 7 e 10, le massime fra 17 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.